La Polizia di Stato chiude il cerchio su una banda transnazionale specializzata in spaccate, 6 arresti e colpi per centinaia di migliaia di euro tra Veneto e Toscana. La squadra mobile di Padova ha eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere su disposizione del GIP richiesta dalla Procura nei confronti di cittadini rumeni tra i 28 e i 45 anni, ritenuti parte di una cellula criminale attiva tra Italia e Romania, con refurtiva destinata al mercato illegale dell'area balcanica. L'indagine parte dalla spaccata del 18 dicembre 2025 all'Ottica Max di Padova, dove furono rubati occhiali per oltre 200.000 euro. Al gruppo vengono attribuiti anche altri 2 colpi, lo scorso 23 gennaio a Castelfranco Veneto ai danni del negozio Luxury Mood. In quell'occasione 3 malviventi, dopo aver infranto parte della vetrina con un tombino, si erano introdotti all'interno del negozio, razziando numerose borse griffate, con un valore all'ingrosso di oltre 25.000 euro. Il secondo colpo risale lo scorso 2 marzo a Montecatini Terme, alla profumeria Rossana, dove i malviventi hanno rubato profumi per un valore di oltre 50.000 euro. Decisivo l'intervento del 3 marzo scorso, 4 membri della banda sono stati bloccati dopo un furto da 200.000 euro alle officine ottiche Gianeletti di Padova. In fuga verso Bologna hanno tentato di cambiare auto ma sono stati intercettati e arrestati. Una quinta componente, una donna rumena, era stata rintracciata e arrestata a Roma, mentre nelle scorse ore è stato individuato anche l'ultimo ricercato, un 40enne rumeno fermato a Firenze e condotto in carcere, completando così l'esecuzione di tutte le misure cautelari. Le indagini hanno ricostruito l'operatività del gruppo che utilizzava un'auto con targa francese per spostamenti frequenti oltre confine e che colpiva con la tecnica del tombino sfondando le vetrine in pochi minuti.